Salve a tutti, ancora qui su G-Science TV per parlarvi del progetto WIDMAP Drones and Machine Learning e apprendere insieme come effettuare analisi territoriali e come applicare metodologie per la mappatura e l'individuazione delle piante infestanti, ovviamente nell'ambito dell'agricoltura di precisione. Il tutorial che vi proponiamo oggi insieme al dottor Pietro Mattivi è un tutorial di passaggio tra i video che vi abbiamo precedentemente proposto e quelli che vedranno la produzione di mappe di prescrizione, quindi mappe atte a consigliare un diserbo di precisione e quindi una maggiore sostenibilità appunto del proprio campo e della propria produzione. Oggi vedremo all'interno del software SagaGIS come passare da un file raster ad un file vettoriale e viceversa. Grazie ancora per l'ascolto, buon proseguimento, ci vediamo al prossimo tutorial WIDMAP. Eccoci, prima di passare alla classificazione ad oggetti e quindi alla segmentazione, farei questo brevissimo video che potete poi riguardarvi, che è un po' il ponte dalla classificazione di immagini poi alla mappa di prescrizione. E cioè potrebbe essere che abbiate bisogno di passare dalla classificazione ad un file vettoriale con le aree infestate, quindi con soltanto dei poligoni che ricoprono quelle che sono le piante infestanti. E al contrario può essere che da poligoni di piante infestanti abbiate bisogno di tornare ad un raster con soltanto le piante infestanti. Per cui vediamo come passare da raster a vettoriale e da vettoriale a raster. Questa metodologia poi la potete anche utilizzare per creare il raster che vi servirà alla fine eh, per le matrici di confusione come metodo alternativo a quello che si vedrà nell'altro video. Ecco quindi che abbiamo la nostra classificazione, qualsiasi essa sia. Andiamo a vedere in corrispondenza di, una, di un infestante, in questo caso di colore blu, andiamo a vedere il valore delle celle. Ok, abbiamo che il valore delle celle è 0 per le infestanti in questa classificazione. Perfetto. Torniamo indietro, allora andiamo su Geoprocessing. Eh, sì, andiamo su Shapes, Grid Tool, Vettorizzazione e Vectorizing Grid Classes. Selezioniamo il sistema di riferimento, selezioniamo la nostra, la nostra grid, la nostra classificazione e chiediamo di creare quindi uno shapes con i poligoni, uno shapes poligonale. Ci chiede quindi che poligoni vogliamo creare. Vogliamo creare dei poligoni diversi per ogni classe o vogliamo una singola classe? Nel nostro caso noi vogliamo soltanto le infestanti, quindi gli chiediamo di creare una sola classe e ci chiede di specificare qual è il valore identificativo di quella classe e nel nostro caso abbiamo visto è il valore 0. A questo punto ci chiede se vogliamo creare un singolo poligono con tutte le infestanti o di creare un poligono per ogni singola infestante. E in questo caso per noi è indifferente, quindi per comodità lascio questo, però sappiate che se volete un poligono distinto per ogni, per ogni infestante potete selezionare questo. Questo non vuol dire che ci creerà uno shapefile per per ogni infestante, ma semplicemente uno shapefile con diversi record, quindi diverse righe nella tabella degli attributi, una per ogni poligono. Quindi selezioniamo questo, diamo l'ok e vediamo che molto velocemente ci viene creato un poligono. Se lo selezioniamo e lo andiamo a visualizzare sopra la nostra classificazione, anzi nascondiamola momentaneamente, vediamo che c'è stato creato questo poligono
questo qui non è più un raster, ma è un vettoriale. Infatti se lo selezioniamo, vediamo che ci viene selezionato come un unico poligono. E vediamo, possiamo vedere la sua tabella degli attributi, e la tabella degli attributi ci mostra un unico record, perché è un unico grande poligono, con un ID e certi valori con un certo campo valore e un certo campo nome che Saga crea in automatico. Possiamo per esempio modificarlo e dare il valore 1 per questo poligono. Possiamo chiudere e ora vediamo come passare al contrario, da questo file vettoriale, come passare il clear selection, così non è più selezionato il poligono, come passare da un vettoriale a un raster. Andiamo su Shapes, Shapes Grid to, no, scusate, Grid, Gridding e Shapes to Grid. Quindi passiamo da un vettoriale a un raster. Selezioniamo il nostro vettoriale, ci chiede quale attributo, da quale attributo leggere i valori da dare ai pixel nel raster. In quel caso gli chiediamo value, che abbiamo cambiato da 0 a 1. Ci chiede l'output, che valore dare ai pixel dell'output, gli diciamo quello dell'attributo, e ci chiede soprattutto, la cosa più importante, questo possiamo lasciarli di default, ma ci chiede il sistema di riferimento. Quindi noi in questo caso gli chiediamo non lo definiamo noi, non andiamo a definire noi l'estensione e, e la dimensione del pixel, ma chiediamo di utilizzare un sistema di riferimento esistente, per cui andrà a creare un raster con le dimensioni, quindi dimensioni del pixel ed estensione, che combaciano con quello della nostra prima classificazione. Andiamo quindi a selezionare questo sistema di riferimento e diciamo di creare il raster. Vediamo che ora se diamo l'ok, anche qui in poco tempo, eccolo qua, in poco tempo ci ha creato un nuovo raster. Se lo andiamo a selezionare e a vedere per esempio su un'altra mappa, ecco vediamo che abbiamo un nuovo raster dove abbiamo unicamente le nostre infestanti, e a queste infestanti è stato dato il valore 1. Perfetto. In questo modo possiamo passare da vettoriale a raster e da raster a vettoriale, e in questo modo isolare le infestanti che abbiamo trovato nella nostra classificazione. Ho tenuto questo video breve da solo, in modo che ogni volta che classificate qualcosa, se avete bisogno di rivedere velocemente come passare da uno all'altro, avete questo video, ed è un passaggio necessario da fare per passare da una classificazione di immagini a quella che è effettivamente la mappatura dell'infestante, e quindi poi andare a fare delle mappe di prescrizione.